Guidava l'auto intestata alla nonna ottantenne senza assicurazione e con la patente sospesa da 9 anni. Guai per una 53enne residente a Padova, sanzionata dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. L'auto è stata intercettata dal Targa System mentre passava per il centro di Campo San Piero. Il sistema ha rivelato l'assenza di copertura assicurativa. Gli agenti della polizia locale però non erano riusciti a fermare il mezzo, intestato a una donna di 80 anni residente a Cadoneghe. L'anziana proprietaria agli agenti riferiva che alla guida c'era la nipote, una 53enne residente a Padova. Nel frattempo la conducente aveva provveduto a rinnovare l'assicurazione, ma nonostante le richieste della polizia non ha mai fornito la patente di guida. Da ulteriori indagini è emerso che la patente della donna era stata sospesa nel 2016 perché non si era presentata alla commissione medica locale per la revisione del documento. La 53enne è stata quindi sanzionata sia per guida con patente sospesa, sia per la circolazione senza copertura assicurativa al momento del transito. I carabinieri di Saunara, invece, hanno fermato e denunciato un 33enne nordafricano con l'accusa di guida senza patente. L'uomo, alla guida di un'utilitaria, alla vista di una pattuglia ha cercato di cambiare strada, cosa notata dai militari che l'hanno fermato e scoperto che non aveva mai conseguito la patente. Il 33enne era stato inoltre già fermato a luglio per lo stesso motivo. Ora è stato denunciato e l'auto è stata sequestrata.